Signora Gutierrez, venga qui, grazie. Allora, signora, lei è stata chiamata come teste e ha l'obbligo di dire la verità. Per impegnarsi a farlo deve leggere ad alta voce la formula che vede lì sul banco. Consapevole della responsabilità morale e Giuridica che assumo con la mia disposizione, l'impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Benissimo, si accomodi pure. Lei è la signora Corazon Gutierrez. Sì. Allora, parlando nel microfono, risponde alle domande che le faranno le parti, cominciando dalla difesa, prego. Signora, buongiorno. Volevo innanzitutto chiederle, attualmente la sua famiglia come è composta? Composta per 3 persone, Ci mia può figlia dire? e mio figlio. Negli anni, le chiedo uno sforzo diciamo di memoria, ma non dovrebbe essere difficile, negli anni 2009-2010 era sempre composta così la sua famiglia? Sì, sempre questo. Ecco, e lei immagino abbia un marito? Sì. E il marito non lo ha menzionato nella composizione della famiglia? No, perché ci hanno abbandonato. E questo quando è successo? Circa 5 anni fa. Ecco, suo marito ha avuto anche problemi con la giustizia? Sì. Ci può dire di cosa si è trattato? Il fatto di droga, queste cose. È stato in carcere? Sì, in carcere. Quindi lei ha 2 figli, Ambra Sì, e il fratello e di Claudio. Ambra. Ecco, Ambra ha studiato, ha fatto un percorso di studi? Sì. Che cosa? Geometra. Si è diplomata? Sì. Ecco, lei che rapporto ha con Ambra? Vi parlate? Avete confidenza? Sì, Ambra, ce l'abbiamo. aspetti che finisco solo la domanda. Ambra è una ragazza autonoma, ci descriva un po' Ambra rispetto al vostro rapporto. Allora, mia figlia è una brava ragazza. Lei lavorava per questa fatto di modella, cioè Di che anni stiamo parlando? di 2010. Quindi faceva la modella in quegli Sì, anni. Sì. Ecco, e che rapporto ha lei con Ambra? Cioè vi confidate? Ambra Certo, le mi parla? parlava qualcosa, sì. Ecco, allora adesso la riporto un po' col ricordo negli anni passati e le chiedo di essere, ovviamente per quello che ricorda, poi lei deve dire la verità, quindi se ci sono cose che non ricorda non le dirà. Le parlo degli anni 2009, 2010, 2011. Che cosa ricorda sia successo in quel periodo ad Ambra? Io, quando lei andava a scuola, che arrivava a casa, è un po' giù di morale. E io chiedevo a lei, però non è che mi parlava, però vedevo già che stava male, che ogni tanto sentivo piangere in camera. E quando andavo lì non mi volle parlare, perché lei c'ha sempre questa testa sulla spalla. Può darsi c'è qualcosa, ma non mi vuole dire, perché appunto lei mi conosci abbastanza, che io sono sempre stata male. Ecco, può esserci un po' più chiara, quindi lei riferisce di un periodo di Ambra Sì. in cui la vedeva stare male, la vedeva piangere. Sì. Ecco, riesce ad inquadrarlo in che anni, di che periodo? Più o meno 2010. Bene, ecco. E lei quindi cercava di sapere da Ambra il motivo per cui Sì. stava male? Sì. Ecco. E poi cosa è successo? E poi niente, quel giorno lì, Quale giorno? 2010. Ah, quindi l'anno 2010? Sì, vedevo, è successo che ho visto sul giornale qualcosa. Ci può dire che cosa? Perché noi non sappiamo, diciamo, niente, deve dire tutto. Giornale che si parlava di lei
che appunto è successo che deve andare a Miss Italia, è successo che andava a casa di questo presidente. Ci spieghi bene, signora, con calma, ma ci spieghi bene. Quindi che cosa ha letto sui giornali lei? Che lei è stata infatti a casa di questo Berlusconi, che si è spaventata. Questo l'ha letto sui giornali, signora? No. Allora, cominci a raccontarci, poi semmai ci racconterà cosa le ha detto sua figlia. La domanda adesso è che lei ha detto, a un certo punto sono venute fuori le notizie sui giornali. Sì, ecco, lei cosa ha letto sui giornali? Poi immagino ne avrà parlato con sua figlia. Ho visto solo le foto sue con giudice. E poi ho detto, ma cos'è questa storia? E poi fa, mamma, non spaventarti, stai tranquilla. E poi, piano piano esce sempre questo giornale, ho detto, ma che è successo? E poi infatti mi ha detto, mamma, sono stata lì e non è successo niente, però ho visto tutta questa ragazza che qualcuno toccano il sedere, che escono tutta questa seno e ballano sulle lap dance. Ho detto, e poi? E tu cosa hai fatto? E lei fa, io no mamma, io sono andata via. Quindi questo allora, se ho capito bene, quindi lei ha visto alcune notizie uscite sui giornali, sì. Dopodiché ha chiesto ad Ambra che cosa era successo. Ok, quindi la domanda che le faccio è questa. Prima di aver letto lei, signora, prima di aver letto sui giornali della serata, non aveva mai parlato con Ambra di questa cosa? Ambra le aveva mai raccontato niente? No. Ecco. Quindi temporalmente, allora, lei legge sui giornali queste notizie. Sì. Quando prima ha riferito di Ambra che stava male, che la vedeva piangere, lo riferisce prima o dopo il momento in cui ha letto le notizie sui giornali? Ma prima anche stava già male. Ecco, e dopo che erano uscite le notizie sui giornali? È peggio da quando... Ci può dire qualcosa di più preciso? In che senso? Scusi? Cioè, come viveva lei ha detto Ambra? che la vedeva triste e la vedeva piangere prima che venissero fuori notizie sui giornali. È cambiato qualcosa dopo che sono comparse? Lei ha detto sì. Allora, ci dice che cosa è successo? Non andavo più anzi a scuola, cioè quante volte che andavo a lavorare lo lascio mio figlio per non andare a scuola, la lascio insieme a lei perché ho paura che succeda qualcosa. Ogni volta mi chiamano a scuola che lei stava portando all'ospedale, che stava male, io non riesco a fare niente. Sono sempre stata dietro di lei, però... Quindi da scuola l'hanno chiamata per avvisarla che la stavano portando in ospedale perché stava male? Sì. E quante volte mio figlio non andava a scuola per lasciare insieme a mia figlia, perché ho paura sempre che succeda qualcosa a lei. Perché ogni tanto mio figlio mi chiamava, mamma vieni subito a casa che mia sorella sta male, sta vomitando. Ogni tanto la trova in camera, seduta, piangeva, non parlava, ogni tanto mangiavamo e vedevo queste lacrime in faccia, tutte le volte. Quante volte ho detto, amore, vuoi che andiamo all'ospedale? No mamma, stai tranquilla. Quante volte? Io sul lavoro sono sempre stata male per questa via qui. Signora, lei sa se nel periodo di cui stiamo parlando Ambra abbia avuto bisogno di uno psicologo? Sì. E lei sa chi è questo psicologo? È una della scuola. Uno della scuola? Sì. Volevo chiederle, signora, lei sa, se si ricorda,
se Ambra ha presentato una denuncia per molestie sessuali, violenza sessuale. Sì, io una volta ho accompagnato al tribunale e poi tutto lì. Ma lei me l'ha mai letta questa denuncia? Come? L'ha mai letta questa denuncia? No, io non so niente. Quindi non sa di cosa si tratta? No. Nel periodo sempre di cui stiamo parlando, lei dice che Ambra ha riferito, diciamo, svolgeva l'attività di modella. Sì. Quando sono successe queste cose, Ambra ha continuato a lavorare? Sì, ha continuato a lavorare. Ecco, ma quindi questa vicenda le ha consentito comunque di lavorare o non la chiamavano più a lavorare? Ma alcuni non la chiamano e alcuni sì, per via quello che è successo. Ecco, lei sa se adesso sua figlia usa un altro cognome per lavorare? Sì. E quale cognome usa? Gutierrez. Il suo, quindi? Sì. Ambra adesso come sta? Sta bene. Sta bene? Sì, sì. Lavora? Lavora, sì, e va anche, cioè, lavora fuori. Insomma. Ha un fidanzato adesso? Sì. Quindi Ambra in questo momento sta bene? Serena, sì. È serena? Sì. Va bene. Per adesso basta, grazie. Pubblico ministero, domande? Le altre parti civili? Sì, grazie. Difensori? Prego. Avvocato Guarini per Emilio Fede. Signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, Ambra vive con lei? Sì. Ha sempre vissuto con lei? Per adesso sta con suo ragazzo. Ma prima? Prima di- sì. Sempre con lei? Sì. Senta signora, oltre al diploma di scuola media superiore, sua figlia ha fatto altri studi? No. Ha frequentato per caso, non so, accademie d'arte piuttosto che studi di canto? No. E prima di fare Miss Italia, lei ha detto che faceva la modella, ha partecipato ad altri concorsi sua figlia? Miss Italia solo. Solo Miss Italia? Miss Italia. E allora prima quando ci diceva che sua figlia faceva la modella, a che cosa si riferiva? In particolare? Indossatrice. Indossatrice, Sì. ma ci può spiegare per quale tipo di manifestazione? Che senso? Faceva delle sfilate? Dove? Sì. Per chi? Per chi? Sfilati per Dove? Dove? A Torino, sempre a A Torino. Torino sempre. Quindi solo a Torino? Adesso Ma aveva un'agenzia, veniva sì, chiamata da qualcuno? Sì, agenzia. Può essere più precisa? Ci può dire quale? Oddio, adesso non mi viene in mente il nome. E a parte questa attività di modella, svolgeva anche qualche altra attività lavorativa? Penso di Prima no. di Miss Italia? No. Quando faceva la modella veniva retribuita, signora, veniva pagata sua figlia per questa Sì. attività? Come? Perché ogni tanto non è che tutti uguali il lavoro che fa. Lei ogni tanto le pagano 200, 100. Beh, però signora, all'epoca sua figlia era minorenne, per cui insomma Sì. presumo che lei fosse presente e desse il suo Sì, consenso. sono quindi anche sempre presente. Quindi può essere più precisa, ci può dire più o meno quanto guadagnava Ambra con la sua attività Anche di perché modella? lei doveva autorizzarla in quanto minorenne a fare queste manifestazioni. Fino a 500, 300, 500 che portava. Ma quante sfilate faceva all'anno Ambra? Quante Diciamo, volte ha autorizzato Ambra a partecipare? diciamo, perché non siamo proprio, non è il lavoro proprio. Certo, ma più o meno in un mese quante sfilate faceva? O in un anno quante sfilate faceva? Dio, per un anno. Una, 5, 50? No, diciamo 5. 5, ok. Diciamo 5 in un anno, sì. sempre tutti a Torino? Sì, Senta signora, e invece dopo Miss Italia ha fatto altri concorsi, sua figlia? no, non più. No. E ha svolto altra attività lavorativa? No, sempre ha fatto dei modelli, queste cose. Ha
continuato a fare la modella, Sì. quindi ha fatto altri casting, altre... Sì. Può dirci quali? Adesso sta a Milano a lavorare Sì, di che cosa si occupa? di modella, sempre di modella. Questa volta a Milano. Per quale agenzia? Oddio, Per chi? questo Non lo sa. non lo so. Senta signora, lei prima ha detto che lei aveva con sua figlia un rapporto di legittima confidenza, mentre rispetto al padre ho capito che a un certo punto il papà di Ambra vi ha lasciate, vi ha abbandonate. Ecco, però volevo capire un po' meglio il rapporto tra Ambra e suo padre, finché ovviamente si sono potuti frequentare. Male, Brutto. non si parlano loro due. E come ha vissuto Ambra l'allontanamento del padre? Lei glielo ha spiegato ad Ambra le vicende giudiziarie del padre. Cosa ha detto a sua figlia? Mi scusi che domanda, non ho capito bene. Da madre, come ha spiegato a sua figlia le ragioni per le quali il padre era stato Lei ormai arrestato? Gliel'ha detto, non gliel'ha detto? sì, io l'ho detto, Sapeva Ambra? tutto, sapeva tutto. E in quel momento sua figlia come reagì? Ma insomma, lei ormai è abituata da quando aveva 5 anni che c'è proprio la testa che è un po', diciamo, grande, l'ha capito da sola e quindi non ho problemi. Quando gli ho raccontato tutto, lei non è che se l'ha presa tanto. Senta signora, le condizioni di vita, cioè era lei a mantenere i suoi figli, Sì, quindi sì, signora? sì, da Ecco, quando lui è andato via. immagino che lei da sola abbia Certo. provveduto, o avete avuto degli aiuti, qualcuno si... No, Tutto lei signora? tutto io. Ecco, a un certo punto Ambra invece diede un aiuto alla famiglia? Com'è? Ambra diede mai un aiuto economico alla famiglia? Certo, Può dirci quando, da quando? da quando ho cominciato a lavorare. E quindi? Perché, cioè da quando ha iniziato a fare la modella? Sì. Cioè lei mi sta dicendo che in quelle occasioni in cui sfilava e guadagnava tra i 200 e i 500 euro, quel compenso lo tratteneva lei? Non tutto, No. però mi dava qualcosa lei, mi aiutava, certo. Senta signora, lei a un certo punto ha notato se sua figlia indossasse abiti, diciamo così, di pregio, accessori di pregio? Ha notato un cambiamento nel modo di vestire di sua figlia? No, non direi. Lei si veste come prima, come quando va a fare la sfilata. Ecco, ma in quale... Ecco, cercando di indicare anche temporalmente questa circostanza, tra il 2009 e il 2010, anzi prima di Miss Italia, Sì. ecco, giusto per avere una... Ha notato questo cambiamento nel comportamento di sua figlia? Ha notato se avesse disponibilità di denaro, se desse un No, aiuto maggiore penso in proprio casa? no. Non si è accorta di No. questo? Quindi come vestiva sua figlia? Aveva un Sempre- modo particolare di abbigliarsi? No, Se ce lo- sempre uguale. Cioè? Jeans, ogni tanto gonna, normale, come lo vedo ogni tanto che quando va a scuola. Senta signora, lei conosce Daniele Salemi? Sì, chi? Daniele Salemi. Conosco sì, ma non tanto. Senso profondamente no, Come mai lo ha conosciuto? In che circostanza lo ha conosciuto? perché lui è l'agente di Ambra. Ah, ok, è l'agente di Ambra. Senta, le rifaccio la domanda, giusto per un'ulteriore puntualizzazione. Mi ha detto che Ambra ha sempre vissuto con lei. Sì, Ne è sicura? sì, Senta signora, è agli atti un contratto di locazione, è agli atti del collegio un contratto di locazione e risulta che a un certo punto sua figlia da minorenne in realtà per un certo periodo andò a vivere fuori di casa. Ah sì, 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 sì. Adesso quello lo ricorda? Sì, 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 sì. Ci può dire qualcosa? In che senso qualcosa... Dove andò a vivere Dove andò Ambra? a vivere, perché andò a vivere da Ecco. sola, cioè da sola, in quest'altra abitazione. Sì, poi faccio altre domande. Aveva già 18 anni. È sicura signora? Sì, Perché dal contratto di locazione si evince una data diversa e sua figlia era certamente minorenne all'epoca in cui lasciò la sua abitazione.
lo Ricorda almeno dove andò a vivere sua figlia? Sì, Lei la andò a trovare? sì, Ecco, viveva da sola in quella casa sua figlia? sì, da sola. E chiese a sua figlia come potesse pagarsi da sola un affitto facendo 5 sfilate di moda, una locazione in pieno centro a Milano, a Torino. Sì, e aiutando appunto questo Daniele, che conoscendo qualcuno va a fare la sfilata. No, scusi signora, io le ho chiesto prima di Miss Italia l'attività lavorativa di Ambra, lei mi ha detto 4-5 sfilate l'anno. Allora è evidente che con il ricavato di 4-5 sfilate l'anno, tenuto conto che lei ha anche indicato il compenso per ogni sfilata, Ambra non potesse da sola mantenersi e pagare un affitto. Chiese a sua figlia chi provvedesse a sostenere i costi di quell'appartamento, fece delle domande in tal senso e cosa le disse Ambra? Una figlia minorenne che va via di casa, immagino che lei da madre abbia Io me lo fatto delle ricordo domande. che ha già 18 anni quando è andato via. Va bene, comunque al di là di questo, chi pagava l'affitto di Ambra, di questa casa in cui Ambra viveva da sola a Torino? Penso che pagava lui Lui e Daniele e Salemi? Daniele Salemi. Perché io con quel lavoro che faccio, cioè, No, se sua figlia gliel'ha detto, cioè voglio dire, a me verrebbe, sì, ok, ti prendi casa da sola, te la paghi. Sei in grado di farlo? No. Chi te la paga? pagava lui. Quindi lei gliel'ha chiesto ad Ambra? Chi ti paga l'affitto? Certo, E Ambra cosa ha risposto? la mia agente. Il mio agente, ok. E le disse anche perché Daniele Salemi le pagasse un affitto. Ah, questo non so niente. Non fece domande, non si pose interrogativi sul perché un agente dovesse pagare un appartamento ad una ragazza così giovane. Non chiese nulla a sua figlia, non ricevette spiegazioni da sua figlia sul perché. Non so niente. Non sa niente. No. Senta, conosce Ilario Gino? Come? Ilario Gino, conosce Ilario No, Gino? no, No. Paganelli Antonio? no, Senta, era a conoscenza del fatto che Ambra avesse conosciuto un regista in quel periodo e intendesse iniziare anche una carriera artistica come attrice? no. No. Senta, ma dopo essere andata via di casa, Ambra continuò perlomeno ad andare a scuola, cioè almeno questo Certo, lei lo verificò? certo. Ecco, lei ha detto di aver accompagnato sua figlia a presentare una denuncia. Sì, Dopodiché Ambra fu chiamata dalla procura per rendere... no, io non so più niente veramente. Lei non sa più niente, cioè lei ha accompagnato sua figlia a presentare una denuncia, non sa neanche per quale ragione, No, giusto? non so niente. Dopodiché lei non ha più fatto domande. Io posso intervenire un secondo? Rispondendo prima alle domande dell'avvocato di sua figlia, lei ha detto che questa denuncia era una denuncia per molestie sessuali. Sì, Sì, molestie sessuali. Pensavo l'avesse fatto l'avvocato. Sì, per la verità anch'io. Ha risposto alla domanda del suo avvocato che le aveva detto si ricorda che sua figlia ha presentato una denuncia per molestie sessuali, lei ha detto l'ho accompagnata. Allora io volevo sapere se lei non l'ha letta, ha detto No, non sa il contenuto, no. ma sa almeno contro chi era questa denuncia per molestie sessuali? no, penso No. che no. Vabbè. Ecco però signora, la denuncia è agli atti, la denuncia è del 6 agosto 2010. Non so niente. Lei ha accompagnato sua figlia a presentare, Sì, l'ho ricorderà il accompagnato, periodo? sì, però non so niente. L'ho accompagnato e basta. Però voglio dire, scusi, allora, sua figlia le riferisce a un certo punto di essere stata oggetto di molestie sessuali. Perché Lei forse... non pone domande a sua figlia, non chiede neanche, ma chi? No. No, non so niente. No, al di là che non sa niente, se non mi scusi, ma voglio dire, sua figlia viene e dice guarda mamma vado a presentare una denuncia perché qualcuno mi ha molestato sessualmente. Lei non glielo chiede ma chi è stato, che ti è successo? No, gli ho chiesto, però lei l'ha tenuta sempre dentro di lei. Quindi non cioè, le ha detto niente? Non mi ha detto niente. Ok, lei gliel'ha chiesto ma sua figlia non ha risposto. La mamma deve chiedere le cose, certo. Però lei ha tenuta sempre perché lo so che lei ha sempre
cosa che riesci a fare tutta da sola. Ecco, ma quindi mi sta dicendo che in quel periodo Ambra non si confidò con lei, No. però è lo stesso periodo in cui lei diceva la vedevo triste, Sì. la vedevo cupa, Sì. la vedevo preoccupata, Certo. quindi capiva che sua figlia in quel periodo C'è qualcosa stava... che non va. Ecco. E poi però lei non ha più approfondito No, il no. contenuto di quella denuncia. E poi non ha chiesto a sua figlia, ma poi quella denuncia che fine ha fatto? Non gliel'ha più Ma stai chiesto? tranquilla, mamma. Sempre così. Stai tranquilla mamma, le risponde a sua figlia. Ok. Senta, ma poi sua figlia le ha detto che nei confronti di quella denuncia la procura ha chiesto l'archiviazione? Non ho capito. Non ho capito. Lei sa se si è fatto un processo per la denuncia che aveva presentato sua figlia? No. Non lo sa oppure non Non si è lo sa, fatto? non lo Non sa, lo non sa. Senta, nei confronti di questi signori o signore adesso denunciati da sua figlia per le violenze sessuali, per gli abusi sessuali, sua figlia ha fatto perlomeno delle richieste risarcitorie in sede civile, non sa se ha avanzato attraverso dei legali delle richieste diverse da quelle della condanna in sede penale, sa se ha assunto altre iniziative per mezzo di un Io ripeto, avvocato. proprio non so niente. Quindi lei non ha dato consigli né suggerimenti nella gestione di questa vicenda processuale. Senta, ecco, per tornare all'umore di Ambra, più o meno in quel periodo la denuncia è del 6 di agosto, quindi Ambra denuncia il 6 agosto una serie di gravissimi abusi sessuali. Lei ha detto, capivo che mia figlia non stava bene. Certo. Ecco, ma sua figlia aveva in quel periodo anche disturbi legati all'alimentazione? Aveva notato magari dei dimagrimenti piuttosto che... Certo, è andata proprio giù, hai dimagrito un casino, è proprio giù di morale. Quindi, neanche con me non riesce neanche a parlare. Quindi in quel periodo lì, io mi sto riferendo ad agosto del 2010, quindi ai primi giorni di agosto del 2010. In quel periodo lì Ambra soffriva quindi di questi disturbi, Certo. già durante la scuola quindi. Sì, andava, però ritornava a casa. Ecco, ma voglio dire, questi disturbi alimentari in qualche circostanza lei ebbe modo di osservarli anche durante la frequenza scolastica di Ambra, quindi mi riferisco ai mesi precedenti ad agosto. Ci può circostanziare meglio questi perché mia figlia quando chiedo le cose... No, qui non si parla di quello che le ha chiesto, ma di quello che lei ha potuto vedere. Cioè, se nel periodo, nell'anno scolastico precedente agosto 2010, quando poi Ambra fa quella denuncia, ok? Se lei ha visto che sua figlia, ad esempio, ha cambiato le abitudini alimentari, se non mangiava più, oppure se mangiava troppo, se stava male. Sì, vedevo che non mangiava proprio e vomitava, perché la mattina proprio quando vado a lavorare non riuscivo neanche ad andare perché mi preoccupavo, è sempre che lì che piange. Signora, questa cosa prima che presentasse la denuncia lei l'ha accompagnata? Sì, già un po', come si dice, disturbo, c'è qualcosa che non va. Ecco, questo qualcosa riguardava anche il fatto che non mangiava più. Sì, sì. E lei l'ha potuto vedere prima di accompagnare Ambra a presentare la denuncia, prima del momento in cui... Sì, un po' già ha cambiato tutto. Già ha cambiato tutto, sì. Okay. Senta signora, lei conosce Chiara Danese? Ho sentito, ho conosciuta, sì. Senta, ma Ambra andava da sola ai concorsi oppure lei l'accompagnava? Ogni tanto le accompagnavo io. In particolare per la partecipazione a Miss Italia nel 2010 ebbe modo di accompagnare sua figlia? Non ho potuto andare appunto per lavoro. Ah, quindi lei non ha accompagnato sua figlia alle selezioni, è corretto? No.
Senta, quando e come apprese che appunto da sua figlia della partecipazione alla serata d'Arcore? Lei ha detto: ho letto sui giornali, ho fatto delle domande, però io vorrei capire temporalmente quando questo è accaduto e che cosa davvero Ambra le disse. Ripete la domanda, per favore. Allora, quando e come apprese della partecipazione di Ambra ad una cena organizzata dal Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi? Quando? Allora, lei ha detto: ho letto le notizie sui giornali, ok? L'avvocato vuol sapere quando ne ha parlato con sua figlia, quindi non quello che ha letto sui giornali, quando ne ha parlato con sua figlia poi ho visto sul giornale. e che cosa con precisione le ha detto sua figlia. Lei un po' l'ha accennato, se può essere un po' più precisa. Se può essere più precisa, perché... Allora, prima di tutto, lei legge le notizie sui giornali, Sì. ok? Chiede ad Ambra. Quando succede? Lei quando lo chiede ad Ambra? Riesce a dirci una Allora, ho data, visto un questo periodo? giornale, dato che lei deve ancora, non so, quel giorno lì che sta distendo, che per andare via, ho letto questo giornale. Allora ho detto: Ambra, vieni un po' qua, cos'è successo? Cos'è questa cosa sul giornale? E lei mi ha parlato che, mamma, io sono andata lì e mi sono spaventata che ho visto tutta questa ragazza, appunto vedevo toccare il sedere, il seno fuori, ballare sulle... Lei ha detto prima lap dance. Vedere questo monumento che c'è, il pen, non lo so. Scusi, Sì, ma mi può scusi. ripetere perché non ho sentito. La penny. A vedere, no, solo se può ripetere perché non ho sentito. L'ha visto questo statua, Sì, che c'era questo penny. il pene Sì, grande, ok, va bene. Senta signora, scusi, quindi lei dice: ma scusami, ma cosa è successo? E Ambra le racconta questa cosa. Ma e lei non chiese a sua figlia: ma come hai fatto ad arrivare ad Arcore? Chi ti ci ha portato? Perché obiettivamente No, ma la quel cosa più momento stupefacente lì- per una ragazza così giovane è Lo partecipare ad so, una cena a però casa quel del Presidente momento del lì, Consiglio. vedere queste cose sul giornale. Ma lei non chiede da madre: scusa, ma come ci sei arrivata lì? Non hai partecipato a Miss Italia, come hai fatto ad arrivare lì? Non glielo chiese? Quel momento lì proprio non me lo ricordo, se l'ho chiesto. Cioè, scusi, lei sapeva che sua figlia in quei giorni stava partecipando alle preselezioni Sì, di Miss Italia? però non sapevo che lei andava a Ecco, quella casa. lo scopre e non gli chiede: ma come hai fatto ad arrivare lì? Ma non dovevi essere sul lago d'Orta e poi a Salsomaggiore? Non fa queste domande a sua figlia, non chiede conto di questi aspetti. Cosa le dice Ambra? Non le dà spiegazioni su questo? Su come è arrivata ad Arcore, su come mai era lì, chi ce l'ha accompagnato portata. a cosa? Come si chiama? Daniele. Quindi Ambra le dice questo, lei Sì. da Ambra apprende che fu Daniele Salemi ad Perché è accompagnarla lui ad che ha Arcore. accompagnato tutto. Ha fatto tutto Daniele, Sì. quindi lei non ne era a conoscenza, signora, lei no, non lo sapeva. non so niente. Senta signora, sua figlia le parlò, anzi scusi, ancora una domanda: dove eravate? Quando avete affrontato questo argomento, dove eravate? A casa. A casa. Quale casa signora? La A sua casa- o quella di A casa di Ambra? mia. Ambra aveva ancora l'appartamento? No, Era già tornata a casa? a casa sì. Quando torna a casa Ambra? Più o meno settembre Di che anno, signora, scusi? 2010. Senta signora, Ambra le parlò di Emilio Fede? Come? Ambra le parlò di Emilio Fede? Non lo so. Lei Cioè- conosce Emilio Fede, sa Sì. chi è? Sì, ecco. Ambra le parlò di Emilio Fede? No. No. No.
Ambra le disse di aver partecipato anche ad un altro casting prima di fare Miss Italia. Casting per le modella? No. Per una trasmissione televisiva? No. A Mediaset, proprio con Emilio Fede? No. No. Quindi lei non seguiva gli spostamenti di sua figlia, perché sua figlia passò un intero pomeriggio negli studi televisivi di Mediaset. Questo non le fu raccontato a sua figlia? No. Senta, dopo aver appreso da sua figlia gli accadimenti occorsi durante la cena di Arcore, lei che cosa fece? A parte parlare con sua figlia. Non ho capito. Dopo aver saputo da sua figlia quello che le era accaduto ad Arcore, presuntivamente, in base a quello che sua figlia le aveva raccontato, sì. Lei cosa fece, signora? Fece qualcosa? Che lei appunto ha detto che va a denunciare. Cos'altro? No, e lei, signora, cosa fece? Ambra lo sappiamo, è qui parte civile costituita, però lei fece qualcosa? Chiamò Daniele Salemi, chiese di parlare con Emilio Fede, No, io... assunse delle iniziative anche non giudiziarie. Iniziative proprio, io anche se voglio di fare qualcosa, non riesco. Sono da sola, non riesco. Senta, quindi Ambra non le raccontò nulla rispetto alla conoscenza di Emilio Fede, ne è sicura? Sì. Non è a conoscenza di telefonate, messaggi, No. incontri? No. È a conoscenza del fatto che sua figlia scrisse una lettera al Presidente del Consiglio, l'onorevole Berlusconi? Io so che gli ha fatto la denuncia. Solo la contro denuncia? Sì. Quindi non sa se prima della denuncia invece scrisse No. una lettera direttamente all'attenzione del Presidente del Consiglio? Non so niente. No. Non ho altre domande. Le altre difese? Sì, Presidente. Prego. Buona parte del lavoro il collega l'ha svolto. Senta signora, non ho capito una cosa, ma Salemi è ancora oggi agente? No. Ecco, perché dice agente, No. volevo capire questo. Lei dice anche durante la sua testimonianza che l'ha accompagnata a depositare una denuncia per le molestie sessuali, abbiamo capito. Sì. La denuncia, chi l'ha scritta? L'ha scritta sua figlia? Non lo so, io ho accompagnato appunto, però non so niente. Io l'ho chiesto se sa chi ha scritto la denuncia. Sì, Chi l'ha scritta? adesso non lo so. Non lo sa. Lei quando apprende della volontà di sua figlia di fare questa denuncia? Come? Quando sa che sua figlia vuole fare questa denuncia per molestie sessuali? Quando glielo dice? E lei mi ha detto, mamma mi accompagni Dove? al tribunale, A quale tribunale? qua a Milano. Qua a Milano. E voi vivevate a Torino? Sì, E perché a Milano, mi scusi? questo non Non glielo chiede nemmeno, dice scusa andiamo a Milano perché? veramente io non sono una che chiedo tutte le cose di Ambra. Certo signora, ma lei ha detto che è molto attenta a sua figlia. Quando le dice molestie sessuali sua figlia, lei cosa capisce in concreto? No, veramente molestia sessuale non è che me l'ha detto. E cosa le ha Vado detto? a denunciare a tribunale, a denunciare e poi basta. A denunciare e basta? Sì. E lei non le chiede cosa denunciare? Quindi non lo sapeva? Non sapevo niente. Quindi non sapeva se era un furto, una No. rapina o altre cose, la No, violenza sessuale. no. E non glielo chiede, ma che ti è successo? Perché devi denunciare? Cosa Ma devi io denunciare? le ripeto, io chiedo sempre da mia figlia. Appunto, a sua figlia. Però lei mi diceva sempre stai tranquilla mamma. Vabbè, prendiamo atto. Quindi non lo sa di Non cosa so niente, si tratta? non so niente. Né l'ha saputo successivamente. Di quest'altra storia lei non sa nulla. No, Signora, se le dicessimo, come le abbiamo detto già, che si tratta di molestie e violenze sessuali, accadute, perché denunciate da sua figlia, proprio nel periodo 2009-2010, nel periodo in cui lei ha detto, poco fa,
che sua figlia stava male. Sì. È convinta di attribuire ancora questo star male di sua figlia alla vista? La signora non l'ha attribuito. No. Ha rappresentato una situazione di fatto. Stava male. No, no, mi scusi Presidente. E diciamo che l'ha collocata temporalmente, ma non l'ha, come dire, fatta dipendere da. L'unica dipendenza è l'aggravamento dopo che erano comparse sul giornale le notizie. Per il resto il malessere, il malore che presentava la figlia prima è stata collocata temporalmente nel 2010. Signora, allora poi, glielo chiediamo. A cosa attribuiva questo malessere di sua figlia nel 2009 e nel 2010? La domanda va posta diversamente. Lei sa e cioè, cosa causava a sua figlia questo malessere? Gliel'ha chiesto Ambra perché stai male prima che venissero fuori le notizie dei giornali. Lei ha detto prima che venissero fuori le notizie sui giornali Ambra stava male, era sempre triste e piangeva, ok? Sì. Poi rispondendo alle domande dell'avvocato ha detto anche che già prima che venissero fuori le notizie sui giornali aveva problemi alimentari, non mangiava più. Sì. Ecco. Ha detto prima Lei- della denuncia, Cambiato. Presidente, veramente. Prima della denuncia. Prima della denuncia, sì, sì, e sicuramente prima Sì, anche certo. della... Allora, lei ha chiesto a Ambra, ma che ti succede, perché? Sì, ho chiesto. E lei ha tutte le risposto? volte. Cosa le ha risposto? Però lei non parlava, non mi diceva niente. Vabbè, quindi Ambra non le ha risposto. Non me l'ha detto niente. E quando le ha detto qualcosa sul suo male? Ha mai detto io piango e sto male così per questo motivo qua? Quando gliel'ha detto? Ma un bel po' è passato. Quel giornale che ho visto No, non mi aspetti, ha detto signora, questa cosa. Stiamo parlando di un'altra cosa. Una cosa è quello che ha pensato lei, una cosa è quello che le ha detto sua figlia, ok? Allora, la domanda è precisa. Quando e se l'ha fatto, se Ambra le ha detto guarda che io stavo male per questo motivo, spiegando il motivo per cui stava male, e in questo caso se gliel'ha detto, quando gliel'ha detto? No, non me l'ha detto mai. Non gliel'ha mai detto? No. Quindi lei non sa perché sua figlia stava male? No. Anche oggi non lo sa. Non ho altre domande. Al di là di quello che pensa lei. Sì, sì. Io non ho altre domande. Presidente. Altre domande? No. Prego, avvocato. Sì, Presidente, grazie. No, solo per chiarire un po' i dati temporali, perché mi sembra anche che la signora a volte non capisca bene le domande Sì. che le vengono poste. Si ha più volte non ha capito. Ecco, allora signora, Ambra in che anno si è diplomata? Così proviamo a mettere delle date precise. 2011. Perfetto, quindi giugno diciamo 2011, benissimo. Lei quando ha visto gli articoli sui giornali, si ricorda il periodo? Più o meno quando è andata a fare il Miss Italia. Le chiedo di fare uno sforzo di memoria. 2009, più o meno 2009-10. Stia tranquilla signora, ricordi bene le date, anche perché Ci lei... pensi un attimo, signora, anche perché è una cosa che voglio dire rimane impressa, uno vede Sì. il nome della figlia sul giornale, condotta in questa vicenda. Provi a pensarci con calma quando ha visto sui giornali queste notizie che Che riguardavano ce sua n'è figlia. tanti giornali che è uscita, ma non... E certo, i giornali erano appena usciti, si ricorda? La cena di Arcore, è un dato notorio, è stata ad agosto del D'agosto 2010, 2010, la sì. cena. Ma le notizie sui giornali lei quando le ha lette? Il giorno dopo, alcuni mesi dopo? Ah, è questo. Dopo tra... un giorno dopo. È sicura Anche signora? prima, ho scritto. Possiamo non so mostrare al test i giornali che abbiamo prodotto? Non so per Ci aiutare. sono- allora, il dato è notorio. Vabbè, il dato è notorio, glielo possiamo- Sappiamo quando è venuto fuori il primo articolo, ne abbiamo parlato più Sì, volte. infatti. Allora, signora, queste notizie sui giornali sono uscite nel periodo di gennaio 2011. Sì. Lei adesso si ricorda o no? Sì.
Infatti quando andavo Si al concentri, bar... signora, perché non si preoccupi. Credo che però sia una tranquillamente. domanda suggestiva, Presidente, questa. No, abbiamo, Infatti, no, guarda, diciamo che il collegio ha autorizzato il difensore a fare uso di un dato che è acquisito in atti e notorio, e cioè quando è avvenuta la pubblicazione di primi articoli sui giornali. Gliel'ha detto, è a verbale, voglio dire. Allora, la domanda è, allora, Prima ho fatto la domanda, si ricorda, poi siccome non si ricordava. allora lei... Allora, le date sono quindi, signora, diploma di Ambra giugno 2011, i giornali, le notizie sui giornali che lei ha letto sono di gennaio 2011, la serata di Arcore, quindi a casa del Presidente Berlusconi, agosto 2010, quindi queste sono 3 date che abbiamo chiarito. Bene, allora le faccio quest'ultima domanda perché è stata un po' imprecisa rispetto alle sue, diciamo, le sue risposte sono state un po' imprecise sul dato temporale rispetto a quando Ambra ha iniziato a stare male, ad essere sofferente. c'è opposizione a Così questo non va tipo di bene, domanda, Presidente. Perché sotto questo aspetto ha Non si può correggere il ha tiro. ragione la difesa, la signora è stata precisa perché il malessere l'ha collocato. Quindi sotto questo aspetto no, Va bene, Presidente. la ponga diversamente la domanda. Allora, signora, può riferire al Tribunale quando Ambra ha iniziato ad andare dallo psicologo? Quando è stata già male, Eh, quando è stata male che non riusciva proprio più... Signora, deve essere un po' precisa come date, noi non sappiamo niente di quando Ambra è Sì, stata questa male. data non è che me lo ricordo tanto, Non se lo ricorda. no. signora, scusi. L'avvocato le ha dato delle date, ok? Le ha detto cena che è vicina a Miss Italia, no? È abbastanza vicina a Miss Italia. Quindi cena che è avvenuta ad agosto del 2010. Pubblicazione sui giornali delle notizie, diploma di Ambra 2011. Allora, nell'arco temporale di cui stiamo parlando, perché noi abbiamo cominciato a parlare dall'inizio 2010, perché lei ci ha parlato anche di cose che riguardavano il periodo antecedente l'agosto del 2010. Allora, nell'ambito di questo periodo, lei, cose che ci ha raccontato, dove le colloca? Dove le sistema? Dove... Ambra sta male. Ambra sta male, lei ha detto Ambra sta male, già, rispondendo alle domande dell'avvocato, già prima che io accompagnassi al Tribunale di Milano a depositare quella denuncia. Già sta male Ambra, ok? Noi sappiamo che quella denuncia è stata depositata in una certa data, ok? Prima che ci fosse la cena di Arcore, prima che venissero fuori notizie sui giornali e ovviamente prima che poi sua figlia prendesse il diploma. Quindi lei prima, rispondendo alle domande dell'avvocato Mio Fede, ha detto: io accompagno Ambra a presentare la denuncia a Milano, Sì. ok? E noi sappiamo quando è stata presentata inizio agosto, ok? E lei, rispondendo alle domande dell'avvocato Mio Fede, ha detto: Ambra, quello che ho detto del fatto che Ambra stava male, era triste e piangeva, e che lei già aveva collocato nel 2010 rispondendo alle domande dell'avvocato di Ambra, era cominciato prima dell'agosto 2010. Questo lei ha detto prima, Sì. ok? E ha detto anche che prima dell'agosto 2010, quindi nell'anno scolastico precedente a quello in cui sua figlia poi ha preso il diploma, Sì. non mangiava più, ok?
Allora, adesso le sono stati dati dei dati temporali, che sono la presentazione della denuncia a Milano, al Tribunale di Milano, lei viene con sua figlia che presenta una denuncia, lei non sa perché, che è agli inizi di agosto. Sì. La cena d'Arcore, che è sempre ad agosto, ma dopo. Sì. La comparsa delle notizie sui giornali e poi dopo l'ultimo anno, Gennaio, contemporaneamente all'ultimo anno di scuola di anno. Adesso, ora che le sono state messe tutte queste date, indicate tutti questi, ci sa collocare con precisione come si è svolta questa vicenda che riguardava Ambra, i malori, le cose, eccetera, eccetera? La tristezza, i pianti. Lei ha capito, signora? Infatti, secondo me non ho capito. Va bene, non so, rinuncio perché vedo che mi sembra che non capisca la domanda, però chiederemo poi al preside, tanto forse ci aiuterà a collocare temporalmente le cose, perché sono successe le stesse cose a scuola, quindi. Grazie. Signora, grazie. Ha finito, può andare. Ah, no, non può andare, aspetti. Lei si ricorda come ci arriva dallo psicologo sua figlia? Certo. Chi la manda? La scuola. Il preside? Lei andava a scuola. E lì c'è lo sportello psicologico aperto agli studenti, lei ha preso l'appuntamento e è E andata. lei l'ha presa e ha fatto tutto lei. Bene. Lei l'ha saputo nel momento in cui gliela ha Certo, chiesto di lei andare? me l'ha detto che andava a Si ricorda se psicologa. questo fatto è accaduto prima o dopo la denuncia che voi siete andate a fare a Milano? Dopo. Dopo, è sicura signora? Sì. Perché le dico che questo fatto è già contenuto nella denuncia del 6 agosto. Lei non lo sa, ha detto che non No, sa lo il sa, contenuto. certo, lei non lo sa, adesso sa si il ricordava contenuto. così. Gli stavo ricordando lo so che- solo che lei andava a psicologa. E il punto signora è quando qua? Quando ha cominciato, secondo quello che lei sa, se non lo sa ci dice non lo so, signora, voglio dire. Ma veramente non so niente, so No. solo che lei va, però non Signora, so sa se quando- per caso suo figlio avesse un conto corrente da qualche parte? No. No. Va. Grazie signora, può andare.